Domani, dicevamo, il 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, e in queste ore di vigilia la Presidente della provincia di Venezia, la leghista Francesca Zaccariotto, rilancia la polemica con l'associazione Partigiani, annunciando che non sarà presente alle celebrazioni di Piazza San Marco. Intanto le province di Treviso, Venezia e Belluno, i tre territori attraversati dal Piave, si uniscono e presentano un progetto di sviluppo e promozione anche turistica per l'intera area. L'inviato Curzio Pettenò. Il logo Piave TVB, acronimo di Ti voglio bene, ma anche di Treviso, Venezia e Belluno, le tre province che attraversa il fiume. E sono i presidenti di queste tre province a presentare il marchio di un progetto di gestione, sviluppo e promozione anche turistica dell'asse del Piave. L'unione di queste tre province permetterà sicuramente di avere maggiore forza per garantire i flussi minimi vitali, per garantire il discorso delle concessioni, soprattutto nel momento in cui c'è un federalismo demaniale e idrico che sta arrivando al traguardo, per cui una opportunità per ragionare in maniera più reale e asettica nel rispetto del fiume Piave stesso e dei nostri concittadini. Tre presidenti di provincia, tutti e tre della Lega, uniti nel nome del Piave, fiume sacro alla patria. Fiume sacro al Veneto, direi più ancora che alla patria. C'è la canzone del Piave. Il sindaco leghista di Mogliano Veneto, Giovanni Azzolini, voleva che la banda cittadina suonasse solo questa domani alla cerimonia del 25 aprile, festa della liberazione, invece che anche Bella Ciao, storica canzone dei partigiani. Scoppiate le polemiche, è rientrato sui suoi passi, ma la presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, che è anche sindaco di San Donà di Piave, rilancia. Assolutamente niente Bella Ciao. Non c'è mai stata Bella Ciao a San Donà di Piave, c'è stato il 25 aprile come festa della liberazione, come ricordo sicuramente anche dei partigiani, ma non è la festa dei partigiani. Lei dice Bella Ciao, non la canta. Muraro invece afferma che la sa fischiettare, ma poi... Non mi ricordo più. Ah, non se la ricorda perciò.